Buongiorno amici di Passione Dolomiti, sono Jacopo, il vostro chef, e oggi siamo qua a fare ancora una ricetta semplice, facile. E oggi, visto che siamo in un periodo economico abbastanza buono, ancora giusto, usiamo un pochino di asparagi. Andremo a usare gli scampiti, che a me piacciono tanto, perché io faccio sempre ricette con le cose che mi piacciono. E niente, dopo due finferli per dargli un tocco di montagna, due gialletti in questo caso, perché sono dei nostri boschi ancora messi via da me quest'autunno. E oggi ci abbiniamo anche un vino, che uso un grani rosa, diciamo di Merotto, sia in cottura, che va benissimo anche da berci insieme, insomma, bello ghiacciato. Va bene, adesso iniziamo e vi faccio vedere, vi spiego un pochino come fare. Ok, come prima cosa partiamo pulendo i nostri scampi. In questo caso io li ho già, privati, del guscio, ovviamente erano scampi freschi, li ho messi in abbattitore per pastorizzarli, quindi sono stati abbattuti e adesso sono stati riscongelati in positivo. E ovviamente noi useremo sia le code che la testa. Con la testa faremo una bisque, nel senso faremo una specie di salsa di brodo, come vogliamo chiamarla, con le verdure. In questo caso usiamo scalogno, carote, sedano, uno spicchio d'aglio, e dopo io ci ho abbinato insieme degli asparagi. In questo caso qua, questi qua li vedete qua, sono già cotti. In questo caso noi li peliamo e andiamo a cucinarli in un sacchetto sottovuoto. Voi a casa potete lessarli, in linea di massima. Se invece chi ha la possibilità di usare il sottovuoto, può andare a pelarli, condirli con un po' di sale, pepe, olio d'oliva, e metterli in cottura in bassa temperatura, a 5 gradi per 12-14 minuti, a seconda di quanto grossi sono. Poi useremo dei finferli. Questi qua in questo caso io li ho sbianchiti nell'acqua bollente e dopo con un fondo di scalogno li ho preparati, facendo soffritti, insomma, trifolati, come volete chiamarli, e li ho messi via con questi qua battuti. Poi abbiamo un'acqua di parmigiano. In questo caso non userò parmigiano grattugiato, ma potete usarlo tranquillamente, ma bensì un'acqua di parmigiano che la ricaviamo andando a fare un'altra ricetta che magari spero un'altra puntata, una galletta di parmigiano, anche questa qua si può usare come decorazione. Si ottiene quest'acqua qua che è saporitissima e va benissimo per mantecare il risotto. Un po' di polvere di olive essiccate, in questo caso qua le olive essiccate nel seccatore, poi frullate. Un po' di prezzemolo, il riso, se volete fare un riso usate un riso buono, un buon vino per dare comunque acidità al piatto, e io lo stesso uso una noce di burro per mantecare, la uso anche sui risotti che hanno dentro il pesce, perché secondo me un po' di burro a me piace personalmente, un po' di gusti saporiti che si sentono. Va bene, procediamo. Casseruola, iniziamo a prepararci il fondo della nostra bisque. Verdure molto grossolane, in questo caso scalogno, molto così grossolano. Tanto dopo noi andremo a filtrare il tutto, insomma vi farò vedere come viene fuori, ecco, perché comunque questa qua è una ricetta che potete preparare anche il giorno prima, e dopo magari farvi dei piccoli sacchettini o dei piccoli contenitori dove la potete mettere via in congelatore. Se l'avete pronta potete usarla ogni volta che avete a che fare con gamberi, scampi, insomma quando volete fare un risotto che abbia un po' di grinta, di pesce, potete usarla. Va bene? L'aglio potete usarlo tranquillamente schiacciato così con la sua camicia. Vi ripeto, essendo in fondo, andate a prendere tutte le verdure, mettete pure dentro, ok? Olio d'oliva, poi ci spostiamo sul gas, andiamo a tirare via la codina e la salviamo, e la testa andremo a usarla nel fondo di verdure che è sul gas, che fra poco la Manuela vi fa vedere. Ok, quindi abbiamo le nostre codine di scampo e anche le teste messe via. Abbiamo le nostre verdure che vanno ben soffritte. Nel frattempo queste qua si stufano, si stufano bene. Abbiamo pulito i nostri scampi, abbiamo separato le codine. Quando queste qua sono ben stufate, andiamo a mettere dentro i nostri scampi così. Poi lasciamo che si rosoli tutto bene.
Poi, una volta che sono rosolate bene, nel frattempo possiamo anche un po' schiacciare il tutto all'interno in modo da far venire fuori tutti i succhi dalle teste. Andremo a dargli una spruzzata di brandy e poi la bagneremo con dell'acqua fredda o anche del ghiaccio e la faremo bollire. Aggiungiamo un po' di concentrato di pomodoro se ce l'abbiamo o anche un pomodoro schiacciato e questa qua diventerà la nostra salsa di cottura, diciamo il nostro fondo di pesce pronto, di cottura pronto da aggiungere in cottura al risotto. Avremo questo fondo che non è altro che verdure, serve una parte di cipolla e aglio, teste di scampi schiacciate, fatte rosolare bene, belle bruciacchiate, anche un pochino belle tostate forti, con l'aggiunta di acqua e un po' di concentrato di pomodoro per dargli comunque un po' di colore, diciamo rosso rosato, insomma. Questo qua andremo a mettere in una parte in cottura il nostro riso. Le codine sono a parte, quelle là andremo a dare una leggerissima scottata prima di servire il risotto. Una volta che noi abbiamo ottenuto i nostri asparagi cotti, andremo a tagliare delle rondelline così da mettere nel risotto. Facciamo le rondelline così. In modo da aromatizzare bene il nostro riso con gli asparagi. Le teste potete metterle da parte, qualcuna potete metterle anche in cottura, che tanto non è un problema, qualcuna la potete tenere per, diciamo, decorazione, così in modo da avere qualche testina in cottura e qualche testina la teniamo per il piatto finale. Va bene? Partiamo col tostare il nostro riso, un filo d'olio d'oliva, ma proprio pochissimo. Riso, io ho già pesato qua per due, se siamo io la mano che mangiamo. Andiamo a tostare il riso. Stiamo tostando il nostro riso, una volta che è ben tostato, che si sente che fa così, stando attenti a mescolarlo perché è anche facile da bruciare, insomma. Il riso va tostato bene perché allora resta bello al dente e croccante, se no non viene tostato bene, insomma, è lesso. Ecco, perché andiamo giù di vino. Io in questo caso il vino lo metto anche abbondante perché l'acidità del vino, in questo caso un vino che ha una bella spalla acida, dà acidità anche al risotto e quindi cosa succede? Stimola la salivazione ed è più piacevole da mangiare. Se non avete, intanto si può aggiungere qualche goccia di limone per dare comunque acidità, anche un risotto alla parmigiana se aggiunge un po' di limone dà un po' di acidità e quindi tende a essere più piacevole da mangiare. Andiamo a scottare le nostre codine di scampi, in questo caso fuoco manetta, filo d'olio d'oliva, padella ben calda, e andiamo a dare una scottata ai nostri scampi con il nostro olio bello caldo, codine di scampo pronti, andiamo a dargli una leggerissima scottata. Leggerissimo anche questo caso. Ci metto una punta di sale e pepe così. Perché no, una sfumata di brandy anche qua che non fa mai male. Speriamo pure. Di pepe, li lasciamo là. Quando siamo circa a metà, 2/3 di cottura, io ci vado ad aggiungere dentro gli asparagi, così inizieranno a dar sapore al risotto. Eccoli qua. E a questo punto iniziamo ad aggiungere anche un po' di bisque di cottura che andrà a dare un po' di colore al nostro risotto. Dopo ogni tanto potete anche assaggiare e sentire com'è, se ha una bella acidità, se non ce l'ha, ed eventualmente, perché no, aggiungere sempre un goccio di vino anche in cottura non gli fa male. Vino buono, il nostro riso si sta cucinando, andiamo a dare una
tritata il nostro prezzemolo, così ce l'avremo pronto. Abbiamo selezionato i nostri finferi, abbiamo selezionato i nostri punti di asparagi e siamo quasi pronti per andare in mantecatura. Il nostro riso sta andando avanti bene. Adesso andremo a sentire la cottura. Un po' di qualche minuto. Una puntina di whisk, andiamo a mettere un punto di sale, andiamo avanti. Adesso siamo quasi a due terzi cottura, io ci vado ad aggiungere già un po' di acqua del parmigiano, quella che vi dicevo. Se voi non ce l'avete non importa, però un pochino di parmigiano secondo me ci sta sempre bene alla fine cottura. Io la metto già perché essendo un'acqua lascio che si asciughi. Praticamente manca un minuto o due di cottura. Io cosa faccio? Un po' di scampi li ho messi da parte che li useremo dopo sopra il piatto e un po', perché no, visto che a me piacciono abbondanti, li mettiamo in cottura direttamente, così si prendono un'altra scottatina e rilasciano il loro gusto nel riso. Eccolo qua, l'ultimo minuto, due, li andiamo a dare questo tocco così finale, con 2-3 scampi, lasciamo pure tanto un minuto. Il nostro burro, ecco qua, una noccetta così, guarda, 2 noccette, tac, tac. Ovviamente il burro deve essere freddo, allora fa una bella crema. E si va a mantecare. Ok, adesso ci spostiamo sul pass, iniziamo a saltarlo. Adesso saltiamo il nostro riso per dargli un po' di acintezza. Il riso è pronto, io ci metto un po' di prezzemolo perché mi piace vederlo dentro. Così. Ora poi giri. E adesso impiattiamo. Eccolo. Io non riesco mai a centrarli bene, ma non importa, così bene. Andiamo a aggiungere i nostri scampetti. I nostri finferli. Ecco, 2 punte di asparagi che vi avevo detto di mettere in parte prima, così, tac, ecco qua, per completare un po' di polvere di olive taggiasche, quelle essiccate, e ci siamo. Questo è il nostro riso, il nostro risottino con scampi, asparagi, 2 finferli per dargli quel tocco di montagna e olive taggiasche essiccate. Grazie a tutti, buon appetito e alla prossima puntata. Ci vediamo presto. Ciao!